Continuando un lavoro che è un lavoro nel merito delle questioni, appunto. Quando c'è da riconoscere cose positive le riconosciamo. Purtroppo in questo ambito abbiamo visto ancora una volta una reazione sconsiderata da parte dell'amministrazione e da parte del proprietario dell'immobile. Quando le cose non funzionano bisogna prenderne atto e cercare di modificarlo. In questo ambito accuse di falsità, penso davvero che ci sia invece l'esigenza di ripristinare un rapporto positivo con una classe politica, con un consiglio comunale, con il Partito Democratico, con chi vuole che questa amministrazione davvero intraprenda un percorso di rinnovamento e cambiamento. Ci rendiamo conto che le incrostazioni sono forti e noi siamo invece pronti a dare una mano perché si eliminino queste incrostazioni. È evidente che c'è un dato che è quello collegato alla incongruità del prezzo, cioè un immobile, un ente pubblico che affitta deve affittare secondo dei parametri che vengono dettati dall'Agenzia del Demanio e così non è stato fatto. Dopodiché, al di là di questo, a me fa sempre specie che un comune come quello di Catania, con pochissime risorse, con tanti immobili di proprietà che si stanno deperendo, anziché pensare di investire sui propri immobili e valorizzare il proprio patrimonio, continui a affittare, a rinnovare affitti. Questa è davvero una scelta a mio avviso incomprensibile, l'abbiamo sempre contestata alle amministrazioni che si sono succedute. Credo che in questo ambito alcune scelte siano state già fatte, ma altre come questa non vengono fatte. Allora perché? Come mai? C'era proprio questa esigenza? Io penso proprio di no.